Allora, rieccoci insieme, ben ritornati nel nostro spazio dedicato agli approfondimenti. Franco Piacentini, presidente regionale dell'Auser del Veneto, ben ritornato qui con noi. Buongiorno, grazie mille. Allora, l'occasione, tra virgolette, ghiotta, ovvero c'è stata una ricerca molto interessante per la quale avete fatto anche un convegno di approfondimento sulle modalità per invecchiare meglio, invecchiamento attivo, ma in realtà per procedere negli anni, andare anche alla pensione e poi oltre, in modo propulsivo, propositivo, dinamico, che è fondamentale, perché ci sono tantissimi anziani che, se non stimolati opportunamente, se non hanno questa forza di volontà, caparbietà, non trovano anche un mondo circostante che dà degli input, si chiudono, si accasciano, si demotivano e diventano soggetti fragili. Diventare un soggetto fragile è pericolosissimo per se stessi, per la propria salute, per la propria famiglia, per la propria economia, per il budget economico. Ed è un costo per la società. Ed è un costo per la società. Quindi, oltre agli aspetti che possono essere affettivi per chi ce l'ha in famiglia, ci sono anche aspetti sociali ed economici rilevanti e non ce lo si può più permettere assolutamente. Allora, vediamo un po' di capire gli estremi di questa ricerca, poi entriamo anche concretamente a quali possono essere le soluzioni che voi offrite, poi vi daremo tutte le indicazioni, come sempre, di tutte le attività che svolge l'Auser e gli indirizzi. Tranquilli, procediamo. Sì, noi siamo partiti da questo dato, che è un dato ovviamente statistico, che dimostra che questa nostra realtà, diciamo, italiana ma anche veneta, sempre più sta andando verso, diciamo così, a un contesto di anzianità molto avanzata, nel senso che possiamo già quantificare un circa il 30% le persone ultra 65 anni. Quindi è un dato anche un po' preoccupante, perché vuol dire che c'è anche, diciamo, sull'altro versante, diciamo così, si fanno pochi figli, come si suol dire, quindi c'è un problema anche intergenerazionale di dare una sostituzione alle vecchie generazioni, perché subentrano nuove generazioni per tutti gli aspetti sociali, economici, lavorativi, produttivi, anche politici, diciamo, perché poi ovviamente anche le nuove generazioni incidono sulla realtà, diciamo, anche politica. Quindi siamo partiti da questo dato e abbiamo cercato, ecco, di capire assieme anche ad altri soggetti, anche ad altre associazioni del mondo del volontariato, ma anche insieme alle forze sindacali, di vedere, ecco, se è possibile, mettiamo così, nel nostro Paese, che il Parlamento, insomma, legiferi in materia di invecchiamento attivo. E allora recentemente un gruppo di parlamentari hanno depositato una proposta di legge sull'invecchiamento attivo. Addirittura siamo arrivati quindi alla proposta di legge. Sì, c'è una proposta di legge già stata messa, diciamo così, nel protocollo del Parlamento e auspichiamo che nei prossimi mesi, possibilmente entro la fine di quest'anno, la legge venga approvata. Ma che tipo di... Ecco, leggiamo un attimo questo che le scrivo in modo che chi ci ascolta comprenda bene, perché voi lo sapete benissimo cos'è. Scrivete: l'invecchiamento attivo è, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non ve la siete inventata, un processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane. Qualità della vita è un aspetto fondamentale. In sostanza, l'anziano è chiamato a non stare tutto il giorno in poltrona, ma ad andare a fare volontariato, fare esercizio fisico, formazione e prendersi cura di persone fragili. Questi sono dei diversi punti molto importanti. Esatto, in sintesi, esatto. Sintetizzato, e di conseguenza questa proposta di legge si muove appunto su questo binario, insomma, ecco, per vedere, insomma, ecco, se poi successivamente, perché una legge quadro poi va declinata a livello regionale, le regioni, diciamo così, approvano specifiche leggi, appunto sempre in tema di invecchiamento attivo. Abbiamo già delle esperienze, il Friuli, Venezia Giulia, la Liguria, l'Umbria hanno già legiferato in materia, ecco, però sarebbe bene che ci fossero, ecco, diciamo, questa omogeneizzazione di interventi in tutte le regioni. Però intanto guardiamo il versante nazionale. I parlamentari sono impegnati a portare avanti questa proposta di legge, che sostanzialmente cosa dice questa legge, questa proposta? Dice, insomma, che bisogna mettere al centro, diciamo, la persona, ma indipendentemente dall'età. Cioè, diciamo, il riferimento dell'invecchiamento attivo è un riferimento, tra virgolette, un po' strumentale, ma sarebbe bene parlare di un invecchiamento attivo intergenerazionale, perché c'è un rapporto stretto tra le vecchie generazioni o le generazioni anziane con le nuove generazioni, perché l'anziano deve essere considerato una risorsa
che trasmette capacità, conoscenze, valori, che trasmette praticamente tutti quegli elementi che creano una comunità, diciamo così, più solidale, più giusta, più equa e che dà la possibilità ai giovani di apprendere anche cose banali come quella di apprendere per esempio un lavoro, che può essere il soggetto che trasmette. Non a caso parliamo anche di tutor nei posti di lavoro, dell'anziano che prima di andare in pensione trasmette le sue professionalità, le sue capacità, le sue esperienze ai giovani, quindi c'è questo passaggio intergenerazionale. Però è chiaro che, essendo una persona anziana, tutte le raccomandazioni che lei prima diceva all'inizio sono tutte anche queste qui centrali, cioè una persona anziana che entra nel percorso della sua vita nel pensionamento, ecco, non deve fare una vita, diciamo così, oziosa, ecco, deve essere ancora una persona attiva, che si impegna dove? Sul volontariato, sulla promozione sociale, sull'aiuto anche ai propri familiari, sull'aiuto a persone che sono più in difficoltà rispetto a lui, e di conseguenza una persona anziana che accompagna magari una persona disabile, che dà un aiuto a una persona anziana che ha difficoltà a muoversi, quindi lo accompagna al parco, lo accompagna a fare anche qualche visita culturale e di conseguenza essere una persona impegnata. Ovviamente noi chiediamo che queste persone anziane entrino nel mondo associativo del volontariato, ce ne sono parecchi di questi soggetti che entrano in queste esperienze e allora svolgono queste attività di sussidiarietà, che non vuol dire non sostituire posti di lavoro, sono presenti nei musei, sono presenti nei parchi, sono i nostri nonni vigili, esatto, che quotidianamente accompagnano i bambini o gli alunni, diciamo, a attraversare la strada e fanno quel servizio importantissimo che ovviamente le amministrazioni comunali non sarebbero in grado di garantire in tutti i plessi scolastici, e sono persone che comunque hanno anche una curiosità. Cosa vuol dire curiosità? Vuol dire che sono persone interessate ad apprendere e allora entrano nelle università popolari, nei circoli culturali, perché vogliono conoscere non soltanto l'informatica, perché adesso c'è, diciamo così, il boom della conoscenza di internet, posta elettronica e quant'altro, ma vogliono conoscere anche la storia, la cultura, le nostre tradizioni, e quindi il mondo del volontariato fornisce a queste persone, le chiamo simpaticamente curiose, di entrare in queste attività di formazione, in queste attività di apprendimento permanente e anche di utilizzo della strumentazione elettronica. Sia chiaro, non voglio banalizzare che non è importante conoscere internet, conoscere la posta elettronica per anche dialogare a distanza, però diciamo che è anche importante conoscere, diciamo così, la nostra storia, quello che abbiamo vissuto, e soprattutto essere loro stessi soggetti che trasmettono agli altri le loro esperienze, esatto, e di conseguenza ci sono parecchie opportunità. Quindi la legge dovrebbe appunto supportare tutte queste attività e valorizzare appunto il ruolo del volontariato, della promozione sociale, perché appunto dà questa possibilità a questi anziani. Poi è chiaro che l'anziano deve avere uno stile di vita adeguato, perché con l'età si cambia dal punto di vista psicofisico e quindi c'è bisogno appunto, ecco, di avere questa attenzione sui nostri stili anche di vita, che vuol dire un'alimentazione sana, fare attività motoria, che non vuol dire fare attività agonistica, sia chiaro, però vuol dire fare la passeggiata, muoversi in un certo modo, fare il famoso migliaia di passi al giorno, si dice, no, adesso al di là del numero, ma insomma una passeggiata che sia effettivamente tale, e soprattutto stare all'aria aperta quando il tempo lo permette, insomma, ecco. E questo significa, ecco, avere la possibilità anche di incontrare altre persone, perché altrimenti l'anziano tende ad isolarsi, o meglio, molto spesso anche la società tende a ghettizzare e emarginare l'anziano, soprattutto quando sono persone che non sono più autosufficienti, che hanno qualche difficoltà, e in qualche caso anche quando sono in condizioni di povertà. C'è la società che emargina perché li considerano appunto persone che sono considerate un peso per la società. Non è così. L'anziano non è un peso per la previdenza, non è un peso per la sanità, non è un peso per l'assistenza, è una persona che ha lavorato 30 anni, 35, 40 anni, anche magari qualcuno 50 anni, e quindi sono persone che comunque hanno dato alla società tanto e devono praticamente, giustamente, avere un qualcosa di quello che hanno capitalizzato con la loro attività, e di conseguenza per quello che noi li consideriamo una risorsa e un valore. Ecco, però c'è un aspetto fondamentale, che una persona dal momento in cui si sente anziano, dice sono vecchio, no? Si mette in una situazione anche psicologica
di non reagire molte volte, magari potrebbe, però si chiude in questa situazione perché ovviamente magari sente che il fisico non risponde più come era prima, come è normale che possa essere, e quindi tante volte si tira indietro davanti a queste opportunità che in realtà ci possono essere, di aiuto, di supporto, anche piccole cose. Nasce una sorta di pigrizia, tra l'altro molto frequente negli uomini e tante volte più che nelle donne, però di fatto fa sì che la persona si areni sempre di più, no? Sì, questo lo notiamo, per quello che prima dicevo che è bene guardare all'anzianità già da giovani, perché se durante la mia giovinezza, la mia fase anche di persona adulta, non maturo qualche interesse, inevitabilmente succede le cose che lei prima ha descritto. Allora, se io durante per esempio la mia attività anche lavorativa, professionale, insomma anche l'attività di studio, ho qualche interesse, che vuol dire praticare dello sport, che vuol dire fare anche del volontariato durante quelle ore che posso dedicare, che vuol dire essere impegnato nelle attività proprie di famiglia. Ci sono molte persone per esempio che operano negli orti sociali, che fanno attività di bricolage, fanno tante cose. Ecco. Allora anche quando arrivo all'età che sono pensionato, che sono anziano, recupero queste mie attività di tempo libero e anzi le sviluppo maggiormente perché ho più disponibilità di tempo. Certo, mia madre ha 84 anni, ma è molto vigile. Dove può andare per capire se c'è qualche cosa a cui può dedicarsi? Fabio da Padova? La cosa che io posso indicare è la nostra associazione House. Può contattare uno dei nostri circoli o la sede provinciale di Padova e la signora, se è interessata a svolgere attività di volontariato o partecipare alle attività. Ecco, queste sono le indicazioni, sì, numeri sono l'800 99 59 88. Sì, questa è la sede regionale, poi noi diamo a queste persone gli indirizzi delle sedi provinciali, oppure se entrano nel sito dell'House trovano tutti gli indirizzi e i numeri di telefono. Però questa signora, se è una signora ancora attiva che vuole fare del volontariato, trova le porte aperte. Se vuole invece partecipare alle attività culturali che dicevo prima dell'Università Popolare o delle attività culturali dei circoli preposti a fare queste attività, entra e partecipa a queste attività. Diciamo che l'unico costo che ha è l'iscrizione. Cioè sono 13 euro all'anno di valore della tessera, che oltretutto questa tessera ha anche una copertura assicurativa in caso di infortunio, che però quella gli permette appunto di partecipare a tutte le attività dell'House. Ecco, l'unica condizione è quella. Non ci sono altre condizioni. Sì. Ecco, giusto perché bisogna essere sempre dettagliati, perché poi ci chiedono i dettagli. Chiaro. Perché molti anziani non hanno il web e quindi chiedono di esplicare anche se io prima ho detto che partecipano ai corsi di utilizzo del computer, però appunto molti non allora ci sono, a questo proposito, ci sono anche dove sono in Veneto i corsi di computer? In tutte queste nostre sedi provinciali, ogni sede provinciale ha una propria sede di università popolare. Quando io uso questo termine di università popolare, è un'università che affrontano tutte una serie di temi, di problematiche, dal cucito alla cucina, all'uso del computer, all'uso della posta elettronica. Ci sono volontari, ovviamente magari ex insegnanti che hanno fatto queste attività nella loro professione scolastica, che si mettono a disposizione per trasmettere queste conoscenze. Ci sono anche alcune aule attrezzate con i computer, con i personal, e quindi la persona può apprendere. Ci sono anche i corsi di lingue, per esempio chi viaggia molto, se ha bisogno di perfezionare una determinata lingua, ci sono anche i corsi di lingua. Quindi è importante mettersi in contatto con le sedi provinciali. Poi le sedi provinciali indicano il circolo più vicino alla nostra residenza. Quindi io vivo in tot zona trova il circolo. Esatto. Noi siamo presenti in quasi tutti i comuni, oppure siamo presenti in realtà intercomunali, che vuol dire piccoli comuni che si mettono assieme e realizzano un circolo. Insomma, noi abbiamo quasi 270 circoli in Veneto. Ecco, altre attività che voi realizzate, per esempio, proprio per far uscire la persona dal proprio ambito familiare, quali possono essere, oltre a queste attività culturali? La persona intanto è la persona che indica cosa vorrebbe fare o cosa è disponibile a fare o cosa è in grado di fare, quindi è la persona che ci indica.
Per esempio sono molti anziani che per esempio vogliono avere questo contatto con i bambini, allora chiedono se è possibile fare il nonno vigile, oppure molti anziani che chiedono di essere diciamo attenti nelle zone verde, che vuol dire i parchi, che vuol dire quelle zone in cui praticamente sono frequentate da persone, soprattutto bambini, perché probabilmente questa vicinanza li fa vivere questa esperienza da nonno, come si può dire, quindi con questo rapporto di attenzione, con questo rapporto anche di raccomandazione per i giovani. Altri per esempio che chiedono di essere adibiti per esempio al telefono amico. Noi abbiamo un numero verde, quindi filo d'argento, e quindi sono persone anziane sì, che rispondono alle telefonate di persone che chiedono aiuto, perché poi quando si parla di numero verde è un numero a disposizione di persone che hanno bisogno, quindi hanno bisogno di avere appunto diciamo, un'indicazione, una consulenza, oppure che chiedono di avere diciamo così determinate anche consigli. Anche persone che chiedono di parlare, per quello lo chiamiamo il telefono amico, perché molto spesso hanno bisogno di parlare, magari persone che sono sole in casa hanno questo bisogno di sentire un'altra voce amica e quindi parlano alcuni minuti assieme e magari si raccontano delle cose del passato, quindi c'è questo modo di socializzare esperienze a livello telefonico. Altre persone invece che gli piacciono guidare, che chiedono di fare il trasporto sociale o l'accompagnamento protetto. Che uno non ci pensa neanche effettivamente delle opportunità, perché è vero, uno piace guidare, ha ancora la capacità di farlo, ha un'età che gli consente, può benissimo usare i mezzi dell'house che sono in comodato d'uso, oppure sono stati acquistati anche con i contributi delle fondazioni bancarie, perché ci sono questi contributi, e sono tutte attività che molto spesso sono attività in convenzione con protocolli fatti con gli enti locali. Perché per esempio tutta l'attività di trasporto protetto o di accompagnamento delle persone sono due attività che sono sempre collegate a dei protocolli fatti con i comuni. Significa si fanno una convenzione, il comune riconosce il costo che abbiamo, che significa il gasolio, insomma il carburante, le assicurazioni per i volontari, perché ovviamente bisogna assicurarli, le persone che sono trasportate perché il mezzo è assicurato sono assicurate, e questo tipo di attività viene finanziata attraverso anche le sottoscrizioni che fanno a nostro favore. Questo è importantissimo. Sì. Se non teniamo occupato il cervello invecchiamo velocemente, e questo lo dicono tutti i medici. Perché non fate in modo che queste pratiche siano più che volontarie, obbligate? Questa informazione dovrebbe essere continuativa e raggiungere tutti gli anziani. Si vorrebbe un percorso di prevenzione appunto che dovrebbe partire dall'età diciamo adulta, più che dall'età anziana, soprattutto perché le patologie che sono quelle devastanti, penso alla demenza senile e penso al morbo di Alzheimer. Cioè, lei dice giustamente è vero quello che dice il telespettatore che ha mandato il messaggio, che se teniamo sempre vivo il nostro cervello allontaniamo questa patologia, diciamo così, degenerativa che colpisce il cervello nostro. Però è chiaro che lì ci vuole un impegno personale, nessuno può imporre a una persona di fare alcune cose. Possiamo stimolarla la persona, possiamo aiutarla, possiamo diciamo così, accompagnarla diciamo così, in queste attività che tengono sempre in movimento la nostra materia grigia, come si dire. Ecco, però c'è anche un discorso, l'invecchiamento attivo, è come diceva prima lei, è un prepararsi a invecchiare attivamente, quindi vuol dire che anche durante la vita lavorativa, distinguiamo in questi termini anche se ormai diventa irrisorio, perché poi uno non riesce mai a capire fin dove gli arriverà o fin quando, però appunto ipotizzando che uno arrivi a lavorare fino a ben oltre 70 anni, perché queste poi sono le previsioni di aspettativa. Purtroppo con gli ultimi provvedimenti previdenziali questa è la prospettiva. Esatto, se riesce a tenere anche un lavoro in piedi, comunque è da auspicarlo, perché altrimenti sarà disastroso, deve arrivare in ottime condizioni a questi benedetti 70 anni, quindi invecchiare vuol dire che di passo dopo passo deve tenersi sempre attivo. Una volta che i figli sono cresciuti, che hanno raggiunto la loro autonomia, chi ha figli deve preoccuparsi di andare avanti nel modo migliore possibile. Quindi praticamente ripetiamo sostanzialmente la cosa che avevamo detto prima, cioè una persona che prima di diventare anziano aveva un hobby, aveva un interesse, aveva diciamo, questa volontà di fare delle cose anche oltre le sue attività professionali, ecco, quando entra nella famosa fascia di età anziana e che entra diciamo, nel percorso da persona in pensione, deve recuperare tutta quell'esperienza che aveva fatto su queste attività e ampliarla e tenere sempre vivo diciamo, il fisico e anche la mente,
Però gli spazi e le opportunità ci sono tutti, è sufficiente rivolgersi a un'associazione di volontariato. Ecco, Lì trovano tutte le possibilità. Quindi non lamentarsi che non c'è. No, non ma trovano anche il momento tutto. di stare insieme, perché poi sono punti di ritrovo, socializzano, magari giocano a carte, giocano a scacchi, sono tutte queste attività, e il ballo, e la programmazione di gite, di viaggi, ci sono una quantità enorme di opportunità, di opzioni che sono tutte quante possibili fare in base alle nostre caratteristiche, alle nostre, diciamo, anche attitudini che possiamo avere, insomma, quindi devono fare solo questo sforzo, diciamo, tra virgolette, di entrare e capire questo mondo del volontariato. Chiarissimo. Allora torniamo su questi temi e rispondiamo anche naturalmente ai vostri messaggi. Pubblicità, pochi secondi.